Al Teatro Totò il recital live della cantante ed attrice Francesca Marini, Mia cara città, con la regia di Gaetano Liguori. Una grande artista, Francesca Marini. Francesca, il ritorno al Teatro Totò con uno spettacolo Mia cara città. Dopo che tu hai attraversato un po' vari periodi della tua carriera, ritorni un po' alla tradizione napoletana. Quindi in questo spettacolo con una regia straordinaria, quella di Gaetano Liguori, che cosa ascolteremo? Allora, ascolteremo le perle del nostro repertorio musicale, quello classico, ma anche canzoni che sono un po' più avanti negli anni, perché io non sono del parere che la canzone napoletana è morta. La canzone napoletana è viva e vegeta, e lo dimostreremo in questo spettacolo, che ci sono canzoni, ecco, di Dino Giglio, ci sono canzoni di Bruno Lanza, di Dino D'Angelo, di Cannavacciuolo, comunque canzoni anche che appartengono alla Napoli di oggi. Io sono felicissima di aver fatto questo spettacolo. Era una promessa che avevo fatto agli abbonati del Teatro Totò, che di sovente mi chiedevano
quando canti di nuovo napoletano, la produzione mi ha dato quest'anno l'opportunità di realizzare quest'altro sogno, no? Di ritornare un po' a casa, e di questo sono contentissima. Ma questo è essere una grande artista a 360 gradi, perché trattare musical, uno speciale su Edith Piaf, tanti autori italiani, e poi tornare al napoletano, alla tua città. E torna rondinella. Eh sì, sono tornata al nido d'origine. Io devo ringraziare la canzone classica napoletana, perché se esiste Francesca Marini e se c'è una persona che vuole bene a Francesca Marini, lo devo proprio al repertorio classico. Voi siete sempre presenti, tu prima hai detto Edith Piaf, quindi io da questa intervista lancio anche il tuo prossimo e importante appuntamento insieme a Massimo Masiello, che è il 27 febbraio al Teatro Augusteo con Verso il Mito, quindi venite perché così ci fate compagnia e abbiamo il vostro amore in sala. Questo invece, Mia cara città. Io volevo ringraziare Gaetano per la regia, la consulenza musicale di Roberto Criscuolo che è il mio manager storico, perché alcuni testi recitati nello spettacolo sono proprio di Roberto. Io mi sento una grande responsabilità, Loretta. E poi al piano vogliamo ricordare il maestro. Certo, io sarò aiutata in questo spettacolo da Claudio Romano alla chitarra e al mandolino, e al piano dal maestro Antonello Cascone, due grandi professionisti che ho l'onore di avere al mio fianco. Eventi in anteprima TV, allora mi raccomando, Teatro Totò, e poi l'appuntamento importantissimo al Teatro Augusteo il 27 febbraio con Verso il Mito, Edith Piaf. A speranza rovere come ieri, ma capite che sta qua si t'avvina per mezz'ora libertà. Ma di chi la sua vita sta qua, non dà felicità. Ma di chi ma come fa? A te fa che studi spieghi, sta prenda per campare. Figlia faccia sta paura, muoia che stile che sciurue, non te fa ancora vogliare. Se non me ne c'è niente, il pensiero sia sincero, oh pura. Lentamente sta viaggiando come pensiero. Quante cose stai vedendo, so bugie o verità che vai cercando. Che pavassa per sapere se stavano cercando me come ieri. Miete scalaccia scagnata, guagliona che cantava libertà. Arrighi la ritmica non suona che s'accatta da volta felicità. Arrighi ma come fa